Buongiorno, un altro punto di vista di Friuli Doc, accoglienza ai camperisti. Siamo in via Chiusaforte, abbiamo avuto tantissimi ospiti, siamo sul centinaio di presenze di mezzi in questi 4 giorni di kermesse. Siamo molto contenti, ospiti dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia e anche ovviamente dall'Italia. Un servizio che il Campeggio Club Udine fa gratuitamente. Il Campeggio Club Udine fa parte della Federazione Campeggiatori ed è un fiore all'occhiello per quello che riguarda appunto Friuli Doc. Campeggio Club Udine, 51 anni di attività anche per il sociale, siamo diventati APS, Associazione di Promozione Sociale. Siamo contenti di collaborare, questo è il terzo anno con l'amministrazione comunale per l'accoglienza. E niente, siamo anche grati alla stessa amministrazione perché stiamo lavorando ed sono appena partiti i lavori per l'aggiornamento dell'area in termini di servizio, un nuovo camper service e dei posti dedicati che non saranno solo relativi al turismo, ma anche in funzione all'ospedale, al vicinissimo ospedale. Tanti che infatti accedono anche a quest'area per andare a fare visite specialistiche o per le case di trapiantati, no? Per assistere come famiglie i propri cari. Niente, siamo veramente molto contenti, non è stato facile, il tempo insomma è stato un po' ballerino, però le presenze sono state notevoli, siamo veramente contenti. Un caro saluto a tutti.